Mi chiamo Sofia e canto nel coro Pueri Cantores del Veneto dal 2016, quindi ormai da 9 anni. Ciao, noi siamo i Padovani perché per qualche anno abbiamo costituito l'intera sezione padovana del coro. e siamo una delle tante coppie di fratelli che ne fanno parte. Io sono Anna e sono nel coro da 10 anni. Io sono Antonio e ne faccio parte da 7. Ciao, sono Veronica Brandi, ho 14 anni e canto nel coro Pueri Cantores dal gennaio del 2017, quindi da poco più di 8 anni. Ciao, siamo Marta Elisa, abbiamo 19 e 20 anni e siamo amiche grazie al coro. Ci siamo conosciute proprio quando abbiamo iniziato a cantare nel 2012 e la nostra amicizia è unita ad altre amicizie che abbiamo stretto nel tempo e che sicuramente si manterranno. Cantare in un coro per me è davvero un'esperienza bellissima, difficile da descrivere a parole. Siamo state in grado di affrontare il temutissimo passaggio dalla formazione di piccoli all'ufficiale coro dei Pueri Cantores. Andare a canto mi ha fatto conoscere tantissime persone, e alcune delle quali nel corso degli anni sono entrate a far parte della mia cerchia di amicizie più importanti. Infatti all'interno del coro siamo diventati un'unica grande famiglia che unisce persone di età, scuole e anche città diverse. Per noi cantare è sempre stato un momento di condivisione con gli amici e di divertimento. E di bellezza soprattutto della musica e di sfogo delle nostre emozioni. E da quando sono entrata nel coro, cantare è diventata una grande passione per me, soprattutto grazie al maestro Roberto Fioretto e ai suoi repertori che mi sono sempre piaciuti molto, ma anche alle persone che ho conosciuto durante questo percorso e con cui ho legato molto e che ora sono una parte importante della mia vita. Cantare insieme riesce sempre a risollevare una giornata storta. La nostra musica riesce sempre a darci una mano. Cantare è una delle cose che più mi piace fare. Il coro Pueri Cantores mi ha offerto la possibilità di coltivare questa mia passione. Il repertorio delle canzoni è vastissimo, facciamo sia canzoni più moderne che opere classiche. Ad esempio l'anno scorso abbiamo eseguito a Roma, Vicenza e Asiago il Requiem di Giuseppe Verdi insieme ad un'orchestra di New York. Esatto, e tutto questo è stato possibile grazie al nostro maestro Roberto Fioretto, che quindi ringraziamo. E il maestro che negli anni ci ha formato non solamente come coriste, ma soprattutto come persone. Essere un membro di questo coro per me è davvero un'emozione unica. Io amo infatti la musica corale, le sue armonie e amo anche le persone con cui condivido questa esperienza. Esatto, una delle cose più importanti secondo noi è proprio sperimentare il senso di orgoglio quando si contribuisce a realizzare un obiettivo comune. Ed infatti il maestro rappresenta per noi un grandissimo esempio ed è una presenza costante nel nostro cammino musicale. Seccado, semana alle telecom rodo, colle la casa le trucca, mattarucca, vada su catiru, cianica, e valle la ottu motta maccanucca, anna vada Tamil America.
uno dei primissimi ricordi che leghiamo al coro, uno dei più memorabili, è sicuramente la messa in scena dell'opera del Brundibar. Eccoci. Che piccola, era appunto il 2016. E un'altra esperienza invece singolare che abbiamo fatto sempre grazie all'attività corale è stato lo scambio culturale con il coro della Chorcam di Madrid. Esatto. Siamo Esperienza andati... che ci ha fatto conoscere anche delle ragazze spagnole con cui abbiamo stretto un bel rapporto che si mantiene tuttora, nonostante all'epoca non sapessimo parlare lo Esatto, spagnolo. e appunto siamo state nel giugno del 2018 per circa una settimana e abbiamo eseguito vari concerti al Teatro Real di Madrid, quindi sicuramente un'esperienza singolare. E con la stessa modalità siamo state ospitate sempre insieme Esatto. ad aprile dello scorso anno da una famiglia tedesca a Dresda, poi abbiamo visitato anche Berlino, sempre per uno scambio culturale con il coro. Una delle cose che mi sono piaciute di più durante questi anni sono stati i gemellaggi. Grazie al coro ho vissuto esperienze che mi hanno davvero arricchito a livello culturale. Abbiamo fatto gemellaggi con cori di altre nazioni, per esempio negli ultimi anni siamo stati a Pola in Croazia e anche in Germania a Dresda e Potsdam. E grazie a questi gemellaggi ho avuto l'opportunità di conoscere stili di vita e repertori di ragazzi di cori di altri paesi e sono state esperienze veramente uniche e indimenticabili.
Durante questi scambi abbiamo fatto amicizia e abbiamo cantato con persone di altri paesi e il canto è proprio riuscito ad azzerare le differenze di lingua e di cultura che c'erano tra di noi e personalmente sono anche rimasta in contatto con le persone che abbiamo conosciuto a Pola e la famiglia che ci ha ospitato a Dresda.
Inoltre per me è un onore poter cantare in un coro considerato tra uno dei più bravi d'Italia e che ormai esiste da 40 anni. Io faccio parte di a malapena un quarto della sua storia, ma a me ha veramente già regalato gioie e soddisfazioni indimenticabili. Per questo e per tutto quello che ci ha insegnato, noi ringraziamo tanto il coro E il maestro? che ci segue da sempre, da 40 anni ormai. Per finire un ringraziamento speciale va ovviamente al maestro Roberto Fioretto che 40 anni fa ha reso possibile questa realtà, il coro senza di lui non esisterebbe, ogni giorno mette amore e passione nel suo lavoro e quindi è solo grazie a lui se noi siamo qui a cantare per questo bellissimo coro. E per finire appunto ringrazio di nuovo molto il maestro per avermi dato l'opportunità di cantare in questo coro che ormai va avanti, che dirige ormai da 40 anni e niente. Quindi niente, grazie. Ciao. Ciao! Ciao! Ciao!